Questa è la 13ª edizione di questa bellissima rassegna Ozieri, la famosissima Sudrinta e Sant'Andria. È una manifestazione che iniziò un po' in sordina, prendendo spunto da quelle che erano le tradizioni del nostro territorio, ma di tutti i territori e delle produzioni dei vini, cioè che nel periodo di Sant'Andria, che è il mese di novembre, si faceva la spillatura dei vini. Ora, un famoso poeta, Barore Chessa di Ozieri, datò con una poesia la data Sudrinta del suo mese Sant'Andria e ricordava le passeggiate che gli ozieresi facevano per andare nelle cantine. All'inizio, come vi dicevo, erano 3 cantine, la Prolocco, la cantina dell'Aquila e una cantina di Monteini. Poi, d'accordo con tutte le cantine ozieresi, siamo riusciti a far sviluppare questo evento e farlo crescere, iniziando nel 2007. Nel 2007 ci fu proprio il boom, con 22-23 cantine addirittura, fino ad arrivare alle 30 di oggi. La nostra ospitalità la serviamo sul tavolo con i vini novelli, bianchi, rossi, di Ozieri, Alvarega e Redagliado, con il Cannonau e la Monica e il Sumuristello. Offriamo qualsiasi ospitalità per la gente, dalle pietanze, dal panifino, alle salsicce fatte a Ozieri ed altre cose. Sant'Andria per noi è un modo di dimostrare alle persone che vengono da fuori l'ospitalità e di dare tutto quello che possiamo, quindi tra i vini, formaggi, le ricotte fresche e tante altre cose. A questa festa stiamo riuscendo oggi a valorizzare il vero patrimonio di Ozieri, che è quello non solo culturale, ma anche della grandissima ospitalità che diamo per tutti qua. Avevamo all'incirca 6 anni o 8 anni quando ci siamo riuniti in un muretto, la chiamavamo la mandriola. Oggi questa mandriola ha portato con sé le mogli e i figli e i nostri figli ha portato insieme. E ci dà la possibilità di crescere con i vini che produciamo, con quello che valorizziamo sul tavolo. Il pane fine, anche se io non lo produco, è una piattanza che è proprio nata così. Grazie per questo evento che è cresciuto insieme a noi. Di continuare a tramandare fuori dalla Sardegna questa tradizione e di farli arrivare qua per scoprire il vero piacere di questa cittadina. La mandriola! Questa è la festa del vino, è la festa dell'ospitalità. Negli ultimi 3 anni c'è stato un crescendo delle presenze dei visitatori, si è arrivato fino a quella dello scorso anno, del 2015, con circa 20.000 presenze. Numeri importanti per la nostra città perché servono appunto per la nostra economia e per il nostro sviluppo. Attorno a questo discorso dell'iniziativa di Sudrinta e Sant'Andria c'è da dire che anche dal punto di vista culturale e urbanistico il nostro territorio si è fortemente arricchito, perché gli amici, le compagnie, le famiglie hanno ristrutturato nel centro storico le bellissime cantine che erano abbandonate, quindi case abbandonate che sono ritornate a vivere e ad essere riabitate. Culturalmente si è fatto un salto in avanti perché il proprietario della casa ha capito che lasciando la tradizione, la cantina così com'era, ha un valore aggiunto
più importante di una ristrutturazione moderna. Malvasia, stata, non pune di volo, inghiriato da giocare al volo, Sant'Elle viene dalla poesia. Bombi, 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 bombi. Bom bim bom bim bom bim bom. Nascem Gesù in uno, in Sacentina Deo tieri, vita gio foresteri, de bona gente sum Viena. Vino di Ozieri, delle colline di Ozieri. Ma della manifestazione stupenda. L'aspettiamo tutto l'anno. E una volta che l'aspettiamo ci andiamo. Una caca. Bellissima serata. Bello. Che dorramo? A 100 anni. A 100 anni che in saluto. Fortuna e serenità. E 3,2. Sì. Ciao. È importantissimo quindi venire ad Ozieri per vedere questo bellissimo centro storico fatto di altane, di vie su curve di livello, di selciati, di gradinate ancora originali, la famosa Fontana Grisoni in Saena. Quindi vi invito tutti veramente a venire in questa occasione a visitare Ozieri, rimarrete stupefatti dello scenario, soprattutto in notturna, delle vie di Ozieri, bellissime vie di Ozieri. La cantina è serrata finito Sabajana Zazimbidu Yordaki ambalato cannu Mancari livelli
aspetta dall'uno sia dei sia povero sia ricco a diadore Bombi 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 bom, 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 bombi 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 bom. Su dritta e su mese Sant'Andrea, poi nel sapessa del multitolo, su Pintavello, uso campagnolo, su di Esuni, buona compagnia, su Muscadello, usa malattia, a Santa Santa, non di buono, in Tiririano, caso carattolo, campelle si diventano e poi via. Su dritta e su mese Sant'Andrea, su Buffalore, di suo magazzino, a una pivone si scenda, e salterà, che salterà vivo, poi a servire la ripeta, a rompa di sotterino, porta una coppia alla staffettetta. Su dritta e su mese Sant'Andrea, poi che sapessa del multitolo, su Pintavello, su campagnolo, su Vieto, in buona compagnia, su Muscadello, usa malattia, a Santa Santa, non di buono, in Tiririano, non carattolo, campelle si diventano e poi via. Bombi 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 bom, 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 bombi 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 bom. i chi che su pure Bim bom bai, e cane lì lavora e me su cottu bim bom bai. le libre paraduna Sant'Andrea secondo me è la festa più bella della Sardegna, è una festa fatta sull'accoglienza, è una città intera che si offre all'ospite e al viandante. Bim bom bai, si vedono andare più nuda bim bom bai, mi leo su cavallo e no cavallo bim bom bai, bim bom bim bom, bim bai. Samavare l'amore covinera e chi fa che su curre con tu e cane l'amore messo tu e li prepara una covinera via la poi comare fulana via si coio a ripisinghia non vedete che siamo la sorte mia ma poi Sant'Andrea è anche la festa della solidarietà, dell'amicizia, è una bellissima festa. la mamma e l'amore covinera e chi fa che su curre con tu e cane l'amore messo tu le li prepara una covinera via da poi comare fulana via si coio a ripisinghia non vedete che siamo la sorte mia a podrita no se ancora già a podrita no se ancora già Sant'Andrea ha dato a me e alla mia associazione la possibilità di far conoscere quello che si può fare e soprattutto che chi ha una disabilità non ha limiti da mettersi. a podrita no se ancora già Scoprirete tra l'altro l'accoglienza degli ozieresi, che è un'accoglienza particolare perché noi il visitatore lo accogliamo in pieno al 100%, solo pagando il calice di entrata alla città possono degustare e bere in tutte le cantine gratuitamente, quindi a costo zero, se no giusto l'acquisto del bicchiere che serve per le spese generiche. contenta de andare a Saveja Bramada como Zaba e Fala
Pro interrare sosi setto mio. Subra su coro meo pocio e roghe. Pro interrare sosi setto mio. È una bellissima festa, una delle sagre più importanti di tutta la Sardegna. Il 30 di Sant'Andria è una festa per tutti quelli che vengono qua, che mangiano, bevono, se ne vanno, poi tornano e magari sicuramente proprio perché pagano poco. Questo qui è del cinghiale che stiamo abbinando a della polenta, che poi è una semola sarda questa qua per l'esattezza, in abbinamento a un piatto composto con cavoli e olive. È soltanto la prima volta, ma abbiamo iniziato nel 2010. Ma senza di te però? Senza di te? No, sempre con me, sempre con me. Poveraccio. Chi non è venuto dobbiamo dirgli di venire, perché è solo da provare, da vedere, c'è da ridere, c'è da mangiare, c'è da bere, ci sono scemi, c'è di tutto. È una bella sbronza alla fine.